Eseguita oggi l'autopsia sul corpo del 57enne di Vittorio Veneto Paolo Vai, che per la procura è stato ucciso dalle due conviventi con il bastone. Per gli avvocati difensori non ci sarebbe prova che sia stato soffocato. 61enne morto in casa di riposo del comprensorio di Pieve di Soligo. Eseguita l'autopsia per accertare se si tratti di morbo della mucca pazza. Cedimento strutturale, casa rischia di crollare sulla strada, la Feltrina chiusa al traffico, evacuate le 7 persone che vivono nell'abitazione. A lavoro in questi minuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Temperature da bollino rosso e accessi aumentati al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Rischi per bimbi e anziani fino a sabato, quando arriveranno pioggia e grandine. Truffa dell'abbraccio, 2 casi in pochi giorni a Treviso, derubati delle Rolex 2 sessantenni, carabinieri identificano e denunciano le responsabili, 2 giovani nomadi. Avanti con l'autonomia, la chiedono i cittadini, così oggi la Presidente del Senato Casellati. Intanto per domani è previsto un nuovo incontro, il governatore Fontana minaccia di disertare il vertice con Conte. L'aumento degli affitti Ater, il Partito Democratico chiede una mozione, la sospensione dell'applicazione delle nuove regole. Decine di chiamate ogni giorno alla CGIL. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale di Treviso. E avete sentito dunque la novità di pochissimi minuti fa, l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo del 57enne di Vittorio Paolo Vai. Ovviamente prima potevamo fornirvi solo alcune indiscrezioni. La morte non per soffocamento, secondo la procura invece a causarne il decesso alcuni colpi di bastone. Adesso i dettagli nel servizio di Giampiero De Luca. Dalle prime indiscrezioni, Paolo Vai, l'uomo di 57 anni ucciso a Vittorio Veneto da Patrizia Armillini e Angelica Comarci, le 2 donne arrestate per omicidio volontario in concorso, non sarebbe morto per soffocamento, ma per i colpi inferti dal bastone utilizzato per ucciderlo. Sono state riscontrate, secondo l'autopsia effettuata sul corpo della vittima da parte del medico legale Alberto Furlanetto, lesioni al torace. Al momento restano in piedi le ipotesi dei magistrati, che hanno deciso di convalidare gli arresti per timore che le 2 possano reiterare il reato. Intanto la difesa ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare nuove analisi sul corpo della vittima. E poi comunque i 3 vivevano in un mondo chiuso, non avevano relazioni con il mondo esterno, non lavoravano, non avevano relazioni con la famiglia. In questa formula non si sa cosa era il vissuto precedente. Per quello abbiamo voluto estendere anche l'esame di sangue a determinate prove anche virologiche. Cosa avveniva dunque nell'appartamento dove vivevano sotto lo stesso tetto la vittima e le 2 donne? Al momento nessuno lo sa, anche perché Patrizia Armillini, la finta mamma di Angelica Comarci, come la chiamava, non hanno voluto parlare davanti al giudice delle indagini preliminari Piera De Stefani. Non sappiamo ancora il passato che hanno vissuto i 2 o i 3 anche sotto altri aspetti che non sono solo dei giochi di immagine ma anche altro tipo di giochi. Non posso andare oltre. Dunque non solo una seconda vita virtuale come descrive il magistrato, ma anche reale tra Paolo, Patrizia e Angelica, che in questo triangolo avvolto nel mistero acuisce ancora di più il dramma di una storia che nessuno conosceva se non solo i diretti interessati. Anche la famiglia della 52enne ne era completamente estranea, nonostante abitassero accanto alla figlia. Saranno gli ulteriori esami sulla vittima a stabilire la morte di Paolo, dell'omicidio di Vittorio Veneto. Come avete capito dunque dagli aggiornamenti davvero di pochissimi istanti fa, sono ancora molti i contorni da chiarire di questa vicenda. Una 61enne è morta in una casa di riposo del Trevigiano e il sospetto che a causarne il decesso sia il morbo della mucca pazza. Sospetto caso di Creufelds Jacob per una donna di 61 anni morta nei giorni scorsi in una casa di riposo del distretto di Pieve di Soligo. Come previsto dalle indicazioni ministeriali è stata già eseguita l'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso. Solo con l'esame autoptico infatti sarà possibile accertare da quale variante della malattia fosse affetta la 61enne. La malattia di Creufelds Jacob appartiene al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, forme molto rare di malattie degenerative del cervello
che includono alcune varianti sporadica, familiare, iatrogena e la nuova variante più nota come morbo della mucca pazza, ancora più rara, una malattia letale dal decorso veloce con progressiva demenza accompagnata da problemi fisici che nel giro di alcuni mesi, massimo 2 anni, porta al coma e alla morte. Nelle prossime settimane si saprà da quale variante fosse stata colpita la donna. Non sono previste in relazione al caso trevigiano misure di sanità pubblica. Il cosiddetto morbo della mucca pazza creò allarme a metà degli anni 90 quando si registrò un'anomala concentrazione di casi in Inghilterra e si ipotizzò una correlazione con l'alimentazione, in particolare con la carne di bovini nutriti con farine animali, legame che però non è mai stato accertato ed è escluso per i cosiddetti casi sporadici. Questa è una, tra virgolette, quella vox populi che nasce da quei casi diversi, peraltro, di circa 20 anni fa in Inghilterra, dove però la malattia si era manifestata in pazienti più giovani, con caratteristiche cliniche anche diverse e che tra l'altro poi non si sono più ripetuti. Ora vediamo queste immagini, fanno riferimento a un cedimento strutturale, un'abitazione che rischia di crollare sulla strada Feltrina, chiusa al traffico. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti poco prima delle 19 al civico 23 della trafficata arteria che da Treviso porta a Feltre, evacuate le 7 persone che vivono nella casa. Sul posto anche la polizia locale, con la collaborazione del comune si sta cercando una sistemazione per la notte per i residenti che non possono rientrare a casa. Si tratta di una famiglia di origini brasiliane, in corso i lavori per la messa in sicurezza dell'edificio. Come vedete appunto gli uomini dei vigili del fuoco sono sul posto, l'emergenza è scattata, lo dicevamo, attorno alle 19, ci vorranno alcune ore per la messa in sicurezza di quell'area. Temperature da bollino rosso, accessi aumentati al pronto soccorso. Picco di accessi al pronto soccorso dell'ospedale Caffoncello di Treviso, allarme per anziani e bimbi. In questi giorni con le temperature da bollino rosso si è registrato un aumento di persone che si sono recate al nosocomio trevigiano. Gli anziani, quelli maggiormente più esposti alle alte temperature e che hanno fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso. Situazione non allarmante per il momento ma costantemente monitorata. Oggi ad esempio in città si sono sfiorati 36 gradi, anche se la provincia più calda del Veneto è stata Rovigo. Più sincopi, qualche aritmia sopraventricolare perché appunto la gente beve poco e quindi insomma soprattutto quelli che hanno già altre patologie polmonari o cardiache sono più facilitati ad avere qualche evento acuto. Poi sono aumentate un po' le gastroenteriti, che sono anche queste tipiche del periodo, soprattutto legato di solito alla conservazione dei cibi, che non è sempre la migliore con queste temperature. Il bollettino ARPAV parla di temperature stazionarie fino a venerdì, con peggioramento della qualità dell'aria, fino a risultare localmente scadente sulla pianura e pedemontana. Poi dovrebbe registrarsi un peggioramento per il weekend, dove sono previste piogge anche a carattere temporalesco. Quindi ancora 3 giorni di grande caldo. Però c'è un incremento soprattutto degli anziani, perché sono i pazienti fragili, quelli che sono pluripatologici, sono più soggetti a complicanze determinate dalla disidratazione, chiaramente il caldo, il fatto che bevano poco, in quanto il paziente anziano normalmente beve poco perché sente poco lo stimolo della sete, eccetera, e provoca appunto può complicare complicanze di tipo respiratorio, cardiaco. Dal caldo al fresco, diciamo, è un po' troppo forse il ghiaccio, perché rischia di arrivare la grandine nel weekend. Caldo infernale, ma poi attenzione ai temporali e soprattutto alla grandine. Questa è la previsione per i prossimi giorni di questa estate sempre più bizzarra. Questo è il periodo di massimo caldo durante l'anno, certo è un'ondata più forte del normale, abbiamo questo anticiclone africano e anticiclone dell'Azzorro, insieme ci portano aria calda, inoltre fanno ristagnare la massa d'aria sulla pianura che si carica purtroppo di umidità e quindi il tempo risulta particolarmente fastidioso. 35, 36, 37, anche 38 gradi fino a giovedì, venerdì. Quindi non solo temperature decisamente molto più elevate rispetto alla media, ma anche una forte evaporazione che nel breve periodo caricherà il cielo di nuvole e di energia pronta a scaricarsi quando al vento caldo si sostituirà un'ondata fredda da nord.
Sabato e domenica dovrebbe riuscire a passare un sistema perturbato, quindi la nuvolosità e qualche effetto temporalesco che localmente potrà essere intenso abbasserà le temperature. Attenzione quindi al fine settimana, dove saranno probabili anche forti grandinate. Quando c'è un accumulo di calore così forte c'è un elemento presente nell'atmosfera pericoloso che è energia, basta l'energia accenderla e quindi basta un impulso di aria instabile che avvengono i temporali, quindi probabilmente, adesso vediamo come si evolve, ci saranno le condizioni anche per qualche temporale anche intenso. Quindi anche qualche grandinata? Ma questo è sempre possibile, poi con l'instabilità degli ultimi tempi questa è una cosa all'ordine del giorno. Probabilità ancora più elevata nelle zone collinari, quindi a rischio il prosecco, per una finestra di maltempo che durerà giusto il fine settimana. Passato il sistema perturbato, già dalla settimana successiva avremo ancora diversi giorni di caldo cosiddetto opprimente, quindi ben oltre i 30 gradi. Ora l'aumento dei canoni per gli alloggi ATER, di cui parliamo ormai da giorni. Il Partito Democratico chiede la sospensione dell'applicazione della nuova normativa in attesa dei correttivi. La Regione sospenda l'applicazione della legge sulle case popolari. È un provvedimento che penalizza i più bisognosi, deve essere modificato. Lo chiede il Partito Democratico del Veneto con una mozione sottoscritta dall'intero gruppo. Migliaia di famiglie dal 1° luglio hanno visto aumentare i canoni di locazione fino a 3 volte tanto. In alcuni casi l'affitto supera il 40% del reddito o della pensione, afferma il capogruppo Stefano Fracasso. Per i democratici colpire nel mucchio non è la strategia migliore per stanare i furbetti. Visto che l'assessore Lanzarina ha aperto ad eventuali verifiche, concludono, crediamo sia nel frattempo indispensabile stoppare l'applicazione di questo provvedimento. Chi chiede alla Regione di poter dire la propria in sede di correzioni della norma è la CGIL. Stiamo riscontrando decine di telefonate tutti i giorni con persone che prima pagavano 100 euro e oggi si trovano ad avere più di 200 euro. Auspichiamo che il legislatore regionale abbia la capacità e l'intelligenza di intervenire anche ascoltando chi sta sul campo e che sta ricevendo queste contestazioni tutti i giorni. La Regione ha fatto sapere di stare già raccogliendo le varie casistiche per poi eventualmente correggere la normativa, pur continuando a difendere lo spirito della legge. Bisogna capire le criticità che sono determinate dalle nuove norme e apporre dei correttivi nel più breve tempo possibile. Noi tra l'altro abbiamo chiesto anche all'ATER di creare le condizioni per andare a fare delle assemblee informative. È chiaro che è complicato andare a fare le assemblee informative perché ci troveremo di fronte a gente arrabbiata, incazzata, per usare un termine più chiaro, però dobbiamo affrontare il problema per quello che è. Non passa di moda la cosiddetta truffa dell'abbraccio, anzi 2 casi in città nelle ultime ore. Truffa dell'abbraccio. I carabinieri di Treviso hanno denunciato a piede libero 2 nomadi romene senza fissa dimora, individuate come le responsabili del furto del Rolex, che avevano al polso 2 sessantenni trevigiani, derubati l'8 e il 17 luglio a ridosso del centro. Gli episodi in via Cadorna e viale Cesare Battisti. Con la scusa di abbracciarli e insomma di un approccio anche di natura sessuale hanno poi sfilato loro il Rolex dal polso. È una cosa che sta capitando spesso in questi giorni, quindi noi tramite i dati informativi e la raccolta di informazioni che derivano sia dall'attività di indagine che vengono svolte sul territorio e sia per quanto riguarda le immagini di videosorveglianza del territorio comunale, siamo riusciti appunto a collezionare un album fotografico e con questo le vittime sono state in grado di riconoscere appunto chi li aveva poi avvicinate e aveva commesso questo delitto. A essere denunciate 2 pregiudicate di 20 e 28 anni. I militari dell'Arma tornano a invitare alla cautela le persone più a rischio, primi tra tutti gli anziani, in modo particolare in questo periodo in cui la città si svuota e la solitudine rischia di rendere più facile l'avvicinamento da parte di malintenzionati. Ed è proprio questo che bisogna in qualche modo evitare. La prima cosa che fanno è cercare di rivicinare con una scusa qualsiasi la propria vittima, il proprio bersaglio, per poi in qualche modo entrarvi in contatto. Ecco, il contatto è il momento nel quale passano la fase operativa, perché in quel momento dell'abbraccio o della pacca sulle spalle o comunque della vicinanza riescono in qualche modo a sfilare o addirittura a strappare la catenina dal collo.
Torniamo al delitto di Silea di qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, la fucilata per uccidere il genero, chiesta la perizia psichiatrica, lo vedete il ragionamento anche di Treviso Today, sempre dalla cronaca giudiziaria di oggi. Il delitto entro 90 giorni sarà noto se Giovanni Padovan, indagato per omicidio volontario di Paolo Tamai, 63 anni e ora in carcere, può stare a giudizio, cioè per capire se bisogna svolgere una perizia. Bisognerà svolgere una perizia psichiatrica, lo sostiene il sostituto procuratore Romanelli su Giovanni Padovan, il 91enne che il 19 maggio scorso, ricordiamo, ha ucciso con una fucilata il genero 63enne Paolo Tamai, e appunto sul 91enne occorrerà svolgere una perizia psichiatrica. Allora, una borsa oggi, alcuni lunghissimi minuti d'allarme in centro città a Treviso, una borsa da donna abbandonata a pochi passi dalla libreria Feltrinelli. In centro ha fatto scattare l'allarme bomba, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso, gli artificieri della questura di Venezia, con un piccolo robot hanno aperto la borsa, dentro vi erano soltanto dei vecchi libri di scuola abbandonati. La baby gang che l'altra notte ha aggredito 2 giovani professionisti, il cerchio si stringe, il sindaco Conte dice a Treviso la violenza non è tollerata. In un attimo avevo varie persone alle spalle che mi colpivano con pugni alla nuca, al viso, alla testa, e ho perso i sensi. La brutale aggressione ai 2 professionisti al Ponte de Ferro ha lasciato il segno per le conseguenze che poteva avere. Uno è stato accoltellato alla testa, a pochi centimetri dalla tempia, e perché a scatenare tanta violenza è stata una banda di ragazzi giovanissimi, alcuni dei quali a quanto pare sarebbero già stati coinvolti in episodi simili. Le indagini per arrivare ai componenti della baby gang sono in corso. Il sindaco Conte ha portato la propria solidarietà alle vittime, mettendo a disposizione della polizia le immagini delle telecamere del sistema comunale di videosorveglianza. Adesso con la polizia locale visioneremo tutte le telecamere presenti in quel luogo e cercheremo di contribuire per le indagini. Come ben sapete, la violenza non è in alcun modo tollerata e azioni di questo tipo verranno perseguite in tutti i modi. L'importante è che adesso però gli investigatori facciano il loro lavoro, e consentitemi di portare anche la solidarietà a quel ragazzo, a quei 2 ragazzi che sono stati aggrediti, perché non mi piace che succedano queste cose in città. Intanto una delle 2 vittime del pestaggio pensa a cosa si debba fare perché episodi come questo non si verifichino più. Ho pensato, loro probabilmente non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di avere una certa famiglia, di avere l'opportunità di studiare, di crescere in ambienti tra virgolette più sani, più stimolanti, eccetera eccetera. Quindi la mia prima idea sarebbe l'educazione, cioè contro la violenza non c'è violenza, c'è educazione. Ora le immagini di un incidente frontale che si è verificato poco dopo le 14, la giornata di oggi, in via Verdi sulla Treviso Mare, a scontrarsi 2 auto, una delle quali è finita nel fossato a bordo strada. Il conducente è rimasto incastrato, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco, sul posto anche ambulanza e elicottero del SUEM, 2 i feriti di media gravità trasportati in ospedale a Oderzo. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Musano i funerali di Marilisa Bortoletto, la 61enne investita da un tir martedì scorso tra Musano e Postioma mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La donna, che era vedova, è morta dopo 2 giorni. I figli Luca e Omar hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il rosario sarà recitato questa sera alle 20 sempre in chiesa a Musano. Ora a Paese, dove un'anziana è stata scippata dalla borsetta. Molto probabilmente la stava seguendo dopo che aveva prelevato il denaro, 1.000 euro, allo sportello. Poi, non appena la donna si è trovata da sola a percorrere via Tobruk, la strada che costeggia la ferrovia tra Castagnole di Paese ed il quartiere trevigiano di Monigo, si è avvicinato e le ha strappato la borsetta. Vittima dello scippo una pensionata di 80 anni. L'anziana, sconvolta per l'accaduto, ha presentato denuncia ai carabinieri di Paese. Secondo la descrizione fornita dalla stessa anziana, lo scippatore è un ragazzo di colore che con grande velocità è riuscito a strapparle la borsa senza che lei avesse il tempo di reagire. Non è il primo caso di questo genere a Paese. Lo scorso maggio una donna di 78 anni era stata aggredita davanti al cimitero da un uomo di colore che l'aveva gettata a terra per rubarle la borsa. Magro in quel caso il bottino, appena 40 euro.
Pochi istanti e parleremo delle ultime novità sull'autonomia. Torniamo in diretta, ora l'autonomia, l'intervento del Presidente del Senato Casellati, tra l'altro veneta, padovana di origine, poi l'attacco duro del governatore della Lombardia Fontana. Intanto per domani mattina un nuovo incontro, si parlerà di cultura, Ministro Stefani al fianco di Bonisoli, vediamo. L'autonomia differenziata, che può rappresentare, a mio avviso, più un'opportunità che un rischio. Governo, Regioni, Parlamento saranno tutti chiamati a dare un contributo per rendere effettivi i principi di sussidiarietà e buon andamento, senza egoismi e senza penalizzazioni per nessuno. Autonomia da fare con la centralità del dibattito in Parlamento per arricchire le scelte, ma applicarla perché i cittadini la vogliono. Interviene anche la veneta Casellati, seconda carica dello Stato, per spingere il progetto di riforma che fa litigare la maggioranza di governo. E dal conclave evocato da Zaia per chiudere la partita ora si passa alle nozze in bilico, come fa il ministro Stefani. Quello tra noi e il Movimento 5 Stelle dice non è un matrimonio fondato sull'amore ma su un contratto, se non viene rispettato è dura andare avanti. Vero è, aggiunge, che il confronto aspro serve a chiarire le posizioni. La prossima tappa è domani, nuovo vertice sul fronte cultura con Bonisoli, ma quello che conta sarà inizio settimana, finalmente, con il Ministro dell'Economia. Poi svela che il Premier ha annunciato che fisserà un incontro con i presidenti di Veneto e Lombardia per valutare con loro il testo dell'intesa prima dell'approdo in Consiglio dei Ministri. Ci sarà quindi la necessità di tener conto di tante esigenze e di contemperare aspetti geografici, sociali ed economici, sapendo che i cittadini ci chiedono di ridurre la distanza tra decisori e territorio in una logica di efficacia, di efficienza e di economicità. Salvini ribadisce la necessità di fare in fretta. Il governatore lombardo Fontana si augura che l'intesa si sblocchi come la TAV. Ma se le premesse sono rivisitazione dell'autonomia finanziaria, è inutile che vada a Roma dal Presidente Conte, dice. Ora le segnalazioni dei nostri telespettatori, a cominciare dalle gare notturne sulle rampe utilizzate dalle auto per salire o scendere dai parcheggi. Succede all'area del Park Miani. Gare notturne a chi scende più velocemente dalle rampe. Pare questa l'ultima trasgressione estiva dei ragazzi che frequentano l'area del parcheggio Miani. A segnalarlo i residenti che da qualche tempo, affacciandosi la sera da balconi e terrazze, hanno notato questo singolare spettacolo che parte dalla terrazza della struttura di Viale Orléans. Di solito un gruppetto che varia dai 5 ai 10 giovani entra passando indisturbati dalle sbarre. Poi utilizzano l'ascensore in una sorta di ski lift che li porta al piano più alto del parcheggio. Da lì iniziano le gare che prevederebbero discese comparate con gli sfidanti al via sulle due diverse rampe utilizzate normalmente dalle auto per arrivare o lasciare il posteggio. E una volta tagliato il traguardo del sotterraneo si ricomincia prendendo 10-20 volte a sera l'ascensore. In alternativa ci sarebbe anche la classica gara di velocità tra più skate nella stessa rampa. Qui non solo l'abilità starebbe nella velocità ma anche nell'eliminare gli avversari spingendoli verso i parapetti. Uno sport decisamente pericoloso, considerando il circuito, per una trasgressione che sembra non essere nuova per i gestori, almeno stando al regolamento esposto all'entrata della biglietteria, che come si vede vieta l'utilizzo del monopattino. Ma invece a quanto pare le gare continuano, sottolineano i residenti, che indicano anche le rampe del vicino tribunale come strutture usate dai ragazzi per improvvisate acrobazie. Insomma, evoluzioni spericolate in luoghi quantomeno poco indicati, con i cittadini che si chiedono come mai non intervenga nessuno prima che magari qualcuno si faccia male sul serio. E poi alcuni rifiuti invece abbandonati nel cimitero di Silea. Degrado al cimitero di Silea. La denuncia è giunta alla nostra redazione da parte di un telespettatore che ci ha segnalato diverse anomalie all'interno della struttura. Abbiamo fatto un sopralluogo ed effettivamente in alcune aree del cimitero si notano delle irregolarità, a cominciare dallo scarico di materiali di risulta ammassati in un angolo all'estremità dei loculi, avanzi di mattoni, pietre ed intonaci che non dovrebbero essere ammassati in un luogo di sepoltura
In bella mostra, lasciato tra i rifiuti, anche un crocifisso abbandonato da chissà quanto tempo. Continuando il nostro giro, alcune aree destinate ai defunti non sono particolarmente tenute in buono stato e diversi spazi sono interdetti al pubblico, chiusi con delle transenne. L'erba alta e la scarsa pulizia delle aiuole non sono un bel esempio di manutenzione ordinaria. Spesso avviene che sono i familiari a provvedere alla rimozione delle sterpaglie. E allora per segnalazioni come questa scriveteci, telefonate, c'è lo spazio, lo dico ad antenna, per le vostre segnalazioni, 0422 023 0898 oppure un sms WhatsApp. Qui potete mandare anche video già spiegandoci cosa accade, cercheremo di documentare e poi trovare una soluzione insieme con il 351 1755 340. Ora spazio all'informazione da Belluno. L'emergenza fauna selvatica nel Bellunese: lo scorso anno i danni all'agricoltura hanno superato i 300.000 euro. L'Istituto Superiore di Ricerca della Protezione Ambientale del Ministero autorizza i prelievi anticipati di cervi. Ci sono troppi cervi in provincia di Belluno e i danni provocati all'agricoltura sono enormi. 318.000 euro il totale denunciato, per lo più a carico di prati e pascoli, ma ci sono anche quelli per ora invisibili a carico dei boschi. L'ecosistema sta perdendo sia specie vegetale che animale. In Cansiglio l'abete bianco è a rischio estinzione, mentre il francolino di monte, il più piccolo dei tetraonidi negli ultimi 20 anni, è praticamente scomparso dalla zona. In questa situazione di vera e propria emergenza, che conta anche gli oltre 400 incidenti stradali causati in provincia da cervi e caprioli, si è mosso il tavolo verde della provincia, che ha varato un piano sperimentale che prevede un incremento del 20% dei prelievi di cervi, femmine e piccoli, in deroga all'apertura ufficiale della caccia fissata per la terza settimana di settembre, d'intesa con l'Istituto Superiore di Ricerca e Protezione Ambientale. È un piano che prevede la diminuzione della densità di cervi in provincia di Belluno e prevede anche delle azioni di disturbo, soprattutto prima del periodo degli amori. C'è da dire che non è stato facile convincere le riserve di caccia ad anticipare i prelievi, anche con attività di disturbo, come richiesto dal mondo dell'agricoltura bellunese, e infatti alla presentazione del piano non sono mancate scintille. Lo sforzo che stiamo facendo, ripeto, come amministrazione provinciale è quello di dire non siete più quelli che vanno in giro a sparacchiare a destra e a sinistra la domenica mattina, ma siete protagonisti di interventi di gestione faunistica e soprattutto nelle specie che danno dei problemi. All'attenzione del tavolo verde i problemi causati anche da cinghiali e dal lupo. Per quest'ultimo le denunce di capi predati nel 2018 sono state 47, 17 quelle presentate fino a ieri da inizio 2019. E poi il tema delle Olimpiadi, nel giorno in cui tra i tanti finanziamenti per le infrastrutture anche della nostra regione ci sono i 100 milioni per Cortina. Alberghi di qualità è un impegno forte per avere uno sbocco a nord, l'appello della Camera di Commercio. Abbiamo le Olimpiadi, ma abbiamo anche il riconoscimento delle colline patrimonio dell'UNESCO, quindi una congiuntura molto favorevole a questo territorio. Un'occasione unica per il rilancio e la riqualificazione del territorio bellunese a cascata di tutto il Veneto. Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Belluno Treviso, ribattezzata con una punta d'orgoglio la Camera Olimpica, annuncia nella sede di Piazza Santo Stefano l'azione di sistema programmata per il grande evento con le sorelle di Verona, Milano, Sondrio e Trento. Si parte da una certificazione di qualità degli alberghi. In questa prima fase abbiamo messo a disposizione delle imprese quanto il sistema camerale ha in sé, quindi la certificazione per quanto riguarda l'ospitalità, la ricezione, la ristorazione. Via libera al brand Ospitalità Italiana. In provincia di Belluno già 90 imprese si fregiano del marchio, che sarà esteso alle strutture della marca trevigiana e coinvolgerà tutte le sedi olimpiche 2026. Non un mero bollino, ma un vero e proprio sostegno alla promozione. Conseguenziale l'impegno per le infrastrutture, che per Belluno e il Veneto si traduce nel prolungamento della A27 e nell'implementazione della rete tecnologica. L'Austria da convincere è il Tirolo più che altro, perché ieri ho incontrato degli amministratori camerali, quindi le Camere di Commercio della Carinzia, loro sono favorevoli a questa soluzione.
Serve un asse con le categorie economiche transfrontaliere. Il momento è propizio perché, dice Pozza, la nostra merce è competitiva fino al cancello degli stabilimenti, fuori no. Della partita le fondazioni dei territori patrimonio dell'umanità, le Dolomiti assieme alle colline del Prosecco e si spera della prossima biosfera dell'Asolano. Sì, sappiamo che i campanili sono il forte del nostro territorio e l'auspicio è che ci siano appunto delle relazioni, ci siano delle scambio ovviamente di esperienze, ma soprattutto che ci sia magari una possibilità di azione mirata, di promozione. Resta il tempo per ricordarvi gli ospiti di 20 e 10, tra poco l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso Alessandro Manera e la consigliera comunale del PD Antonella Tocchetto. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Ben trovati al meteo. Intensa ondata di calore sul nostro territorio, quella di giovedì 25 luglio sarà una giornata calda e afosa, insomma da bollino rosso. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo nuvoloso, specie sulle Alpi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il clima sarà rovente con temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime caldissime comprese invece tra 32 e 37 gradi. Attenzione in particolare a Rovigo e Verona, ma l'afa si farà sentire un po' in tutta la nostra regione. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 32 e 35 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile ovunque, anche in questo caso le piogge saranno assenti e il sole dominerà la regione. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi, massime bollenti fino a 38 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.